Ed eccoci qua. Ciao a tutti, eravamo rimasti all'assedio di Creta con i veneziani contro i bizantini. Questo è il quarto episodio della serie su Venezia e cominciamo subito la puntata combattendo questa battaglia. Penso proprio che la vincerò perché loro hanno tutta cavalleria da tiro e un assedio condotto con la cavalleria da tiro non è il massimo, soprattutto se hanno intenzione di entrare per il mio portone con tutta la milizia che io ci metterò davanti. In più guarda, sono dei geni, mettono anche la nebbia. Io non ho unità da tiro ma loro mettono la nebbia, che ovviamente è uno svantaggio, per i loro tiratori, dato che hanno molte unità da tiro. Guardate che fighi gli arcieri quando sblocchi l'armatura. Si chiama l'armatura superiore o no? Questi qui fanno schifo, sono ridicoli. Questi qui sono l'unità più brutta del gioco, così non hanno neanche un elmetto. Guardate che brutti, sembrano in pigiama. Allora, vediamo un attimo come hanno disposto le loro truppe. Tutte vicine. Così mi piacete, bizantini. Sì, tutti pronti a entrare per una strettissima porta in cui verrete probabilmente massacrati. Allora, vediamo un attimo di sistemare le nostre truppe e di formare, ecco qua, il gruppo principale, che sarà quello della fanteria. Allora, la mia tattica è molto semplice, che penso sia anche una tattica abbastanza comune sinceramente. Mettiamo tutti qui davanti e non passa nessuno. Qua. Voi qua. Chi mi manca da selezionare dell'unità corpo a corpo? Nessuna, credo. Voglio gli arcieri qui con le frecce infuocate e la cavalleria invece la voglio qui dietro, in modo che vediamo se riusciamo a sistemare. Vabbè, la sistemiamo dopo al massimo. Ok, non dovrei avere altre persone in giro. Qui secondo me non può entrare nessuno. Bisogna vedere, perché però loro hanno anche delle scale e una torre, quindi io metterei una unità, una sola però, qui per difendersi dalle scale, e gli arcieri li metterei, no, li tengo qui ma li faccio sparare sulla torre. Iniziamo pure la battaglia. Adesso bisogna vedere dove posizioneranno queste scale e poi sposterò queste milizie di conseguenza, ma penso proprio che sembra che vogliono andare di qua, quindi spostiamole subito. La torre d'assedio la stanno portando avanti, sì, e non sono neanche delle brutte unità, cioè nel senso milizia, in confronto alle altre sono anche forti. Our men are under attack. We need to act. Ok, dai, sbrigatevi, muovetevi, spostatevi qua. Correte? Pare se non capiscono niente. Ecco. Si sono buggati, come volevasi dimostrare. The enemy have ladders at the walls. Repel the attackers. E mi stanno Give them anche tirando un steel. sacco di frecce con gli arcieri a cavallo. Cioè, effettivamente loro hanno una buona superiorità di fuoco. Voi attaccate la torre perché voglio che prenda fuoco, non voglio che sbarchi, diciamo, che riescano ad assaltarmi le mura con la torre. Ovviamente questi qui sono fermi e stanno morendo. Scendete. Parla. Grave tidings. Our men Devo are cercare under di bruciare attack. questa We torre. must act now. Se questi arcieri sparassero, non penso proprio che riusciremo a incendiare. Ok, arcieri, voi spostatevi qui, perché lì morirete e basta. Questi qui stanno scappando, bene, quindi... Oh, la torre ha preso fuoco. Allora voi fermi, sparate, ne abbiamo incendiato la loro torre d'assedio
Gli uomini che stanno scalando le loro mura stanno scappando, tutti i loro arcieri a cavallo stanno sparando su una sola delle mie To unità. arms, General! Ecco qui. The enemy's ram has breached the gates! Hanno aperto il portone, adesso probabilmente proveranno a entrare. Our men are under attack. The enemy's Vediamo se siege si tower is decidono a just a entrare. pile of wood now. Beware lest they try some other trick. Voglio proprio vedere come fanno, guarda, ce le hanno già in rotta le unità. Voglio proprio vedere come faranno a passare contro il mio esercito di veneziani. The battle is in Non puoi our vincere. favor. È If we impossibile remain vincere. true and wholehearted, our O sei men are under mongoli- attack. We need to act. O sei mongoli, hai così tanti cavalli e così tanto forti da riuscire a sfondare queste formazioni, se no un assedio così ha già perso in partenza. Infatti guardate i loro cavalli quanto The durano. enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Tutti insieme, adesso si ricomincia a pushare. Infatti guardate i loro cavalli come vanno giù. Invece i mongoli sono così forti da riuscire a sfondare anche un quadrato di picche scozzesi, per esempio. I picchieri scozzesi sono più forti del gioco, i mongoli riescono comunque a ucciderli. Ovviamente però mi stanno riempiendo di frecce. Mi hanno fatto molti più danni con i loro, cioè colpendo le unità all'interno con la loro cavalleria. Ok, no, fermi, non voglio correre il rischio di perdere. The Lord above Ok. is kind. We have captured the Mi enemy's sono cagato general. addosso, pensavo fosse That l'animazione would che avevano teach ucciso the il mio cowardly generale. dog to run. Now he can rest at Togliamo our leisure. il mio generale da questa situazione. Cioè siamo riusciti addirittura a uscire dai reati pushati. E infatti stanno scappando tutti. Devi inseguirmi. Adesso questi qui dovrebbero ovviamente cedere e quindi comincerà l'inseguimento dei nemici. La cavalleria ovviamente non riuscirò a catturarla, tutti questi lancieri verranno uccisi. Queste che unità sono? È interessante. Ok, Vardariotai. Non sono mica male questi, costano tanto. Però non sono mica male. Molto forti queste unità. Ok. Non si sa bene come abbiano fatto questi cavalieri a uscire da qui. Questo gioco è buggatissimo, ragazzi. Cioè, come ha fatto questo qui ad arrivare qua? Only half the enemy force remains. Ok, però effettivamente questi qui si stanno tutti riprendendo, quindi forse non è ancora il caso di inseguirli proprio fino all'ultimo. Un'onda inarrestabile. Però così sto perdendo troppi uomini. Allora, voi tornate qui. Voi tornate qui. Voi, anche voi piano piano, tornate tutti dentro. Siccome sono loro che stanno assediando noi, non ha senso che noi usciamo a prenderci frecce dai loro cavalieri. Quindi facciamo tornare tutti dentro. Che tanto stiamo solo lì a morire. Scusatemi, ma sto venendo attaccato da un cimice. Un attimo solo. Ok. Perfetto. Il cimice è stato sistemato, il cimice ribelle. Allora, stavamo riportando dentro le truppe, correndo, perché non ha nessun senso inseguire la loro cavalleria da tiro fuori. Non faremo altro che perdere truppe. Come si può vedere da come mi sta scendendo i soldati. Non potrei mai prendere questi qui, sono troppo veloci questa cavalleria. E allora meglio tornare dentro.
aspettare che siano loro ad attaccare loro. Il loro capitano è morto. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Our men are under attack. We must act now. Non capisco che cosa stiano facendo i miei uomini qui. Dai, rientrate dentro, facciamo il capitano subito. Sistemiamoli bene e adesso aspettiamo che siano loro ad attaccare noi. Soprattutto se queste sono tutte le truppe che gli sono rimaste, non sono propriamente nelle condizioni di farci uscire dalle mura. Qui stanno scappando tutti, aumentiamo pure la velocità e aspettiamo. Aspettiamo molto semplicemente che la battaglia finisca per il tempo o perché si arrenderanno. Non capisco perché stiano qui a non fare niente, ma i misteri della CPU. A che cavolo stanno sparando? Basta, sono finiti. O ci attaccano loro abbiamo vinto. No, ho paura proprio che si siano buggati comunque, quasi quasi esco con la cavalleria pesante e vado a ucciderli. Tanto sono rimasti solo questi. E questi. Ah, vedi, adesso però si sono sbloccati, adesso sono usciti. Eccoli qua. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants! Uccidiamo questi balordi. Manigoldi rimasti. Perfetto. Ci sono due poveretti qui. E non dovrebbero esserci altri nemici. No, voglio che i miei arcieri smettano di sparare perché non voglio che mi muoiano soldati, soprattutto se sono guardie del generale, solo per inseguire 3 lancieri. Dai, uccideteli e poi la battaglia è finita. Ci sarebbero questi qui in fondo, ma sinceramente non ho neanche voglia di mettermi. Guarda, non li vedo neanche da quanti sono. Eccoli qui. Quanti sono? Beh, sono pochissimi, sono anche dei contadini. Finiamo qui la battaglia. Vinta facilmente. Ho ucciso 1545 uomini, 490 prigionieri, 1000 uccisi. Molto bene. Una facile vittoria. 2333, vediamo se mi accettano. Niente, il riscatto rifiutando, non vogliono proprio saperne di pagarmi un po' di soldi questi. Sicily. Io non gli sto facendo niente a loro. Alla Sicilia che mi attacca. Vediamo di potenziare le armature di questi uomini. Allora, diciamo che io non sto molto simpatico al Papa e il Papa non sta molto simpatico a me. Dove sono le mie navi? Potrei provare ad attaccare i siciliani ancora. Ah no, è vero, non posso. Per farvi capire quanto prende in considerazione l'opinione del Papa, mi ero già dimenticato che mi avevo obbligato ad attaccare i veneziani. Non vorrei evitare la scomunica, però stiamo comunque qua. Beh, hanno ben difesa sì, ma hanno delle unità abbastanza di merda, sinceramente. Qui dentro c'hanno tanti uomini, ma non sembrano di qualità altissima. Quindi niente, bisogna aspettare 7 turni per abbattere i siciliani.
i bizantini sono stati anche loro annientati. Ho parecchi soldi come previsto, vediamo di ampliare un po'. Qui c'è già della roba in costruzione. Qui no, lasciamo stare, non voglio. Ecco qua, un mercato, ecco cosa cercavo. Passiamo un turno. E vediamo un po' cosa ci aspetta. Dai, su, saltiamo questa cosa. I bizantini ci bloccano il porto. Someone to see? Naturally. Con loro io ho già i trade rights. Proviamo a vedere se ci The answer, I'm afraid, is no. 1250 fiorini per 3 turni. No, no, no. It's the Non mi generosity of importa the niente. Sultan. Very good, my lord. Here I shall stop there. Ok, abbiamo un nuovo generale forse. Eccolo qui. Abbiamo parecchi generali qui però. Direi pure di espandere il nostro esercito. Anzi, facciamo una cosa. A Venezia facciamo i balestrieri e a Milano facciamo la milizia. Adesso vediamo di costruire qualcosina. Yes. Voi qui. Yes, my lord. Ripariamo queste navi. Anzi, facciamo una cosa. C'è un piccolo Yes, passaggio. Spostiamo queste navi qui. Your orders? Ok, così dobbiamo ripararne una sola. E la mettiamo qui. Perfetto. I bizantini Talk is cheap. non si arrendono Come face me. e continuano a stare qui a rompermi le scatole. Palermo intanto è super fortificata. E passiamo alla la nostra spia. Ormai non so più cosa fare. I speak on behalf of my Ceasefire. lord and people. Sì, se mi date dei soldi. 2000. Balance. No. Allora 2000 non li accettano. Proviamo a fare 1500. Balance sempre. Non vogliono darci neanche questi. Facciamo 1000. Perfetto. Until E next altri time, my 1000 lord. d'oro guadagnati. Chi ha conquistato Gerusalemme? Cioè, Successful Crusade Jerusalem? Probabilmente I throw down the gauntlet to you. è un Accept my bug, challenge. perché è ancora degli egiziani in questa città. Chi lo sa. Questo gioco è molto strano, a volte bisogna dire la verità. Allora vediamo di fare qualche altro mercante e un altro diplomatico voglio anche. Adesso fra poco qui dovremo avere un esercito, anzi probabilmente abbiamo già un esercito abbastanza grande per attaccare Bologna. Ok, i siciliani sono parecchi. Chissà se avranno il coraggio di attaccare. Sarebbe bello se mi attaccassero, così potrei annientarli in un Full colpo solo. sails. Dopo anche qui ci sono 1, 2, 3, no, 2 città siciliane da conquistare, quindi prima Bologna e poi quelle città lì, e dovrei aver annientato i siciliani così. Vediamo se qui c'è qualcosa da costruire. Sì dai, costruiamo dei navi, siamo un turno. Eccoli qui. Non posso ritirarmi. Quindi questa battaglia è di vita o di morte. Sono parecchi. Sono addirittura più di me. Però non ho paura. Allora, vediamo un attimo. 19:41. Questo episodio è un po' corto, però lo interrompo qui, perché questa probabilmente sarà una battaglia lunga e non riuscirei a coprirla in questo episodio qui, perché non ho tutto sto tempo. Quindi
questo episodio è finito. Nel prossimo ci sarà questa battaglia contro i siciliani alle porte di Palermo. Comunque trovo ingiusto che io non possa attaccare i siciliani, ma i siciliani possono attaccare me. Quindi credo anche che mi libererò molto presto dal Papa e conquisterò Roma. Ciao a tutti ragazzi.